A Milano ci sono state 3 scosse, la più lunga è durata una cinquantina di secondi, quasi un minuto. Erano da poco trascorse le 21 e io ero proprio in questo studio, nel TV5, e stavo intervistando il professor Siro Lombardini per la rubrica G7. Improvvisamente abbiamo sentito qualcuno in studio che si agitava e poi ci siamo accorti anche noi che stavamo ballando sulle poltrone. Terremoto, terremoto, ma che terremoto! Vedete, ecco, il professore scappa terrorizzato. Cosa serve piangere? Qua bisogna ricostruire, non piangere. Lo so, guardi, questo era il mio mondo, il mio Friuli. Io vivevo qui, adesso guardi cos'è. Non ricordo più niente dove ero. Io ho dimenticato quella sera perché mi ha fatto troppo male. No, non mi sento di ricordare quella cosa lì. Quella sera di maggio eravamo tutti a dormire perché era notte e abbiamo sentito questa scossa. Io ho pensato subito alla bambina che dormiva nella stanza vicino alla mia. E preso su la bambina siamo usciti tutti nel cortile un po' stupefatti e attoniti perché non capivamo cos'era successo, mai sentito una cosa del genere. La sera del 6 maggio, quando è successo, ero a casa, avevo 10 anni, quindi ero a casa con i miei genitori in salotto, semplicemente a guardare la TV, erano le 9 di sera circa. E ricordo solo che a un certo punto c'è stato un forte tremore che poi è finito subito. Subito dopo è ricominciato, è andata via la luce, quindi era tutto buio e c'era un rumore, un boato, cioè impressionante. Da bambini forse anche una percezione diversa da quelli degli adulti, ma è stata un'emozione veramente di come dire, qualcosa di assolutamente sconosciuto, violento. Ho un ricordo doloroso di questo e di un momento veramente eterno. Dopo non sei più lo stesso sicuramente, quando senti di nuovo un terremoto il pensiero va a quel momento lì e quindi c'è sempre una paura di fondo che rimane nella tua anima. Ti faccio presente solo una cosa, che mio papà ha passato anche la guerra, no? E la prima cosa, quando è sceso dalle scale e siamo riusciti a uscire fuori casa, il primo commento di mio papà: lo spavento di stasera è stato tanto più grande di quando ho vissuto il periodo della guerra. Il terremoto era venuto non solo a distruggere le abitazioni, i monumenti, i castelli, le chiese, e a prendersi le persone. Aveva gettato il seme di una distruzione a seguire, quella di una mentalità antica, un modo d'essere che resisteva, difeso da costruzioni che noi avevamo creduto eterne.
Il terremoto da noi è chiamato l'Orcolà, questo personaggio mitologico che resta nascosto fra le montagne per poi uscire e per venire ad ammonire gli uomini, a spiegare dove stiamo andando, perché di certi comportamenti. Questo dice la tradizione. Noi avevamo la Rosaga Smutucin, abbiamo caricato molte damigiane sulla macchina, sul camion, e siamo andati giù a portare acqua. Il danno che era laggiù, vedere la gente, che quante persone anziane era caduto sul ciglio della strada, piangeva, era avvilita. A questi ricordi. Il terremoto era qualcosa di cui si era sentito parlare, ma provare il terremoto è tutt'altra cosa, è veramente sentire la precarietà dell'esistenza. Le persone hanno cominciato a stare insieme da subito. Ha fatto nascere ed è nata una sorta di senso d'insieme che è durato per tantissimi anni e che ce lo siamo cuciti addosso come una seconda anima, qualcosa di fondamentale. Adesso se la c'ho il stronchetto, aspetta. Una tragedia per il Friuli, però è stata un'occasione di grande riflessione sul popolo friulano, la presa di coscienza di come siamo e di chi siamo. È stata una grande catastrofe, ma nello stesso tempo anche la voglia di riprendersi con grande coscienza. Questo omaggio ha significato una spaccatura, un confine fra un prima e un dopo. Un prima dove c'era un Friuli arcaico, un Friuli dove vedevi sui ballatoi le pannocchie, questi pergolati con l'uva. Era un paese dove la gente usciva di casa per stare insieme. Il terremoto ci ha in qualche modo spaventati, ci ha in qualche modo fatto capire qual era la condizione umana delle persone, la fragilità dello stare al mondo. Era una sera di maggio che veniva dopo una giornata incredibile, di un caldo incredibile. E poi niente, poi io sono tornata dal lavoro, ho cenato, poi mia madre è andata a mettere a letto mio fratello che aveva 6 anni. Mia madre con la prima scossa è salita di corsa in camera a prendere mio fratello che era già a dormire, erano le 9. Per cui quando c'è stata la seconda scossa, mia madre stava correndo con mio fratello in braccio e io ho visto proprio la casa dell'Hermes, questo rumore incredibile che sembrava venisse da sottoterra, non lo so, era una cosa incredibile. Questo cammino dell'Hermes che si muoveva, mia madre che passava e il cammino che cadeva sulla strada, pochissimo dopo che è passata mia madre. Soprattutto mi è rimasto questo senso di spaesamento, no? Questo senso in cui ti senti proprio in balia di quello che può succedere. La sera di maggio del 76 avevo 7 anni e mi trovavo come ogni sera dai nonni, perché io la sera andavo a trovare i nonni che abitavano nella porta accanto alla mia. La prima cosa che facevo, mi addormentavo sul sofà e mi ricordo che mi sono svegliato, ho sentito i bicchieri e le tazze nella credenza che tutto un tintinnio
colpo il nonno mi ha preso in braccio e mi ha detto il terremoto, e mi ha portato fuori all'aperto. E siamo rimasti fuori tutta quella notte lì, perché quel mese di maggio lì faceva un caldo tremendo, era proprio anomalo. E in più ho questo ricordo del babbo che mi raccontava che quel pomeriggio lì noi avevamo gli uccellini nella voliera proprio fuori casa e loro facevano tutto uno schiamazzo, volavano come impazziti. L'episodio che mi ha colpito di più è invece stato a settembre, che stavamo giocando con i miei cugini, nel momento in cui ero appoggiato sulla casa della zia, è arrivata quella scossa molto forte, più intensa ma breve, e ho sentito l'oscillazione, avendo appoggiato le mani sulla casa, proprio l'oscillazione della casa, che è andata e poi è tornata. Allora quello è quello che mi è rimasto più impresso, perché proprio l'ho vissuto, era mezzogiorno e infatti sono corso a casa e ho detto: ma mamma, il terremoto, allora sì, non preoccuparti, dai, vedi, è già passato, mi ha rincuorato. Le rondini ci abbandonano. Perché ci abbandonano? Sono venute le rondini a Gemona quest'anno? Sì, sono venute, ma sì che le case sono cadute. E che cosa speri per il prossimo anno? Del prossimo anno che ritornano tutte le rondini qui, che ritrovano anche loro le case che ricostruite.